Luca Chiarello, commentare una sconfitta in questo modo è anche difficile perché insomma il tuo Valdagna ha lottato e soprattutto preoccupano un po' le condizioni di Davide Motarano uscito per un colpo alla testa sul palo e anche probabilmente una lussazione al pollice. Sì, come hai detto te, noi ci abbiamo provato, a tratti pensavo anche di poter riuscire a portare a casa qualcosa. Come hai detto ancora te, il problema adesso è Davide Mottaran perché probabilmente starà fuori parecchio tempo. E già abbiamo Piroli fuori per un mese e mezzo. Mottaran penso anche lui per un bel pezzo e quindi dobbiamo rivedere un po' tutto. Dispiace, mancavano quanti? 4 minuti, però comunque dai, partiamo dalle cose buone che abbiamo fatto stasera, dobbiamo migliorare tanto, però comunque i giovani hanno avuto dei momenti che sono portati bene e altri da rivedere. Parlando appunto di giovani, Borregan 3 punizioni, 3 gol a Barozzi, quindi non è cosa da sottovalutare, ma poi Giuliano Giuliani sta dimostrando insomma che il campionato italiano lo sta affrontando bene già lo scorso anno e poi tutti gli altri ragazzi che hai fatto ruotare. Sì, no, tutti quanti quelli che entrano devono ritagliarsi dei minuti, quindi devono dare il massimo, devono far vedere che hanno capito quello che voglio io da loro. Sì, Borregan 3 punizioni di prima, 3 gol, speriamo che sia di buon auspicio perché a parte Bassano le altre partite non riuscivamo proprio a fare gol su punizioni di prima rigore. Il problema adesso comunque è rivedere un po' tutti i nostri piani perché mancando il Mottaran diventa magari più difficile, però una alla volta, intanto torniamo a casa e lunedì rivediamo il tutto.